Segate e caricate su una chiatta, le mani di Queen hanno lasciato in queste ore Venezia per prendere la via della Spagna, dove l'artista provvederà a restaurarla in attesa di una futura ricollocazione. Dove ancora non si sa. In mattinata più di un veneziano si è trovato a soffocare il magone di fronte allo spettacolo di questi arti recisi che in molti avrebbero voluto restassero dove erano a sostenere simbolicamente Cassagredo. Inevitabile una certa tristezza tra chi per un motivo o per l'altro sentiva quell'opera un po' come propria. Il mio sentimento ovviamente è quello di profondo dolore e queste mani le abbiamo create, inventate, pensate io e Lorenzo e quindi per me è come se ne andasse, non vorrei dire troppo romanticamente una parte di me, ma praticamente. E oltre che sulla rimozione in sé non è mancata qualche polemica sulle modalità. Un gruppo di diportisti ha notato che durante il taglio alcuni frammenti della resina di cui sono composte le mani si sono dispersi in laguna. Tanto è bastato per suscitare un acceso dibattito sui social, dove fino all'ultimo c'era chi sperava di veder rimandato il momento dell'addio a quest'opera. I veneziani l'hanno amata perché ne hanno compreso subito il messaggio potente e un messaggio soprattutto indirizzato in maniera positiva alla salvaguardia della nostra città. I veneziani l'hanno fatta propria, infatti sono diventate, questo sono molto orgoglioso, un'immagine iconica per la città. Il sindaco Luigi Brugnaro ha intanto confermato l'impegno a trovare una collocazione adeguata per le mani che l'artista vorrebbe restassero in laguna, nonostante le numerose manifestazioni di interesse giunte dai quattro angoli del globo. Credo che starebbero molto bene anche all'interno se fossero collocati in un museo. Diciamo che all'esterno hanno già avuto la loro funzione, in quanto essendo nate per Cassagredo, all'esterno portate via da qui forse avrebbero comunque un messaggio potente ma non così forte come senza il palazzo originale Cassagredo. Quindi possono trovare un'altra collocazione, perché no, dare anche un altro messaggio.